Wow, wow, per un punto non tocca i 1900, mamma mia. Non c'è il profumo sulla tua pelle, questo cavallo è un mostro e l'attore anche, non c'è. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Bella ragazzi, andiamo a farci qualche partitina insieme, concentratissimi, non dobbiamo farci fregare dalle distrazioni, chiudiamo le finestre che non servono, concentrati, 5 minuti più 5 così abbiamo qualche secondo per dire qualche baggianata tra una mossa e l'altra. Attenzione al risposto, attenzione Shuda Gnoppi, Ngopi bro, grande bro, Ngop si dice dalle mie parti, non Ngopi. I 4 cavalli no, i 4 cavalli no, ti prego, i 4 cavalli no. Come si, sai che non mi ricordo mai come si gioca, adesso fa di 3, di 6, i 4 cavalli no. No, qui devo cambiargli il cavallo, madornale errore, anzi no, sì, forse ho fatto un madornale errore. Forse ho fatto una grande cazzatella. Forse io lo devo cambiare subito. Vedi non studiare la teoria, Christian, ma va studiata, non è che uno può non studiarla. Però se adesso arriva questa, se adesso non arriva questa, si può fare un... Ma fate vedere, dai, il fatto che questo alfiere ora... Ok, questo alfiere va qui perché ha bisogno di controllare il center. Controllare center square. Questo qui si arriva all'alfiere qui e faccio semplicemente F6, poi crolla questo pedone. Hai rotto le balle? Hai rotto le balle questi pedoni. Cosa vuoi fare? C4? Cosa vuoi fare? Vuoi fare a C4? E allora io ti faccio questa. Cioè prima che tu fai qualsiasi altra cosa, sono io che ti faccio questa. E mo come la mettiamo? Tu volevi inchiodare a me e ti sei ritrovato inchiodato. Farabutto, maledetto. Adesso non posso giocare con l'F5, se no c'è questa. O forse sì. Allora fatemi vedere perché è interessante. Cattura. Questa... No, non c'è niente di interessante in questa roba qui. Però forse ci può essere F5, no, perché tanto questo è F5, F5 mi piace, cattura, sai che F5 mi piace un botto, è rischiosa da morire, ma a noi il rischio ci piace. Chiaramente lui non può fare questa manovra devastante perché c'ha la donna inchiodata. Se mi cattura l'alfiere, catturo col pedone A e apro la colonna e inizio a fare pressione sul suo pedone, mi piace. Si sta iniziando, cioè da un errore in apertura inizia a piacermi la cosa. Allora, su che sono in vantaggio anche di tempo. Madonna quanto sono carico oggi, mi hanno caricato con la dinamite. Allora io ti faccio un premove qui così, intanto se hai voglia. Poi ragioniamo qui di qua cosa può succedere. Così, giocherò così e sarà ancora peggio per te secondo me. Cioè dopo questa secondo me sarà ancora peggio per te. Tac, cambio, D4 sarà la mossa che... No, questa... Ma scusa, tu tra l'altro ora non c'ho subito questa. Scusa, solo per capire. Certo che c'ho subito questa. Senza neanche il bisogno di fare queste robe qui. Io c'ho subito questa. Quindi tu pensi di averla ponderata. Cattura e poi ti gioco F4. E penso di stare molto bene dopo F4, onestamente, cavallo in F5, la donna che esce in G5, mamma mia ragazzi, mamma mia, non ce n'è.
Non c'è il profumo sulla tua pelle. Questo cavallo è un mostro e la torre anche. Non c'è. Va bene, gasamenti a parte. Abbiamo anche la solita manovra di Rook, che forse conviene fare, perché adesso lui attaccherà lungo la colonna G, che però finché c'è questo cavallo... Guardate il suo alfiere quanto è inutile. Mamma, questo cavallo quanto è bello. Sai che da qui non lo voglio togliere, mi dispiacerebbe troppo toglierlo da qui. Io ho anche questa manovra dove punto qui, dove lui dovrebbe tenere la donna lì. Dovrebbe tenere la donna lì. Allora dai, giochiamocela bene che questa è abbastanza fatta, abbastanza. Torre qui, lui cercherà di raddoppiare, no? Ah, forse viene qui e quindi non mi fa muovere la torre. Tac. Torre qui non me la fa muovere. Donna qui. Torre qui. Questa va ragionata bene. Questa va ragionata bene. Allora, questa è un'ottima mossa e che il che lo costringe a donna in E1. Questo lo costringe a donna in E1 e ci siamo. Donna in F4 attaccando il pedone in F2, il che lo costringe a torre qui. Non vorrei togliere quel cavallo da qui. Tac, donna E1, donna H4, torre F1, tu sei sulla difensiva e a questo punto torre qui dietro. Dai, penso che sia questo il piano. Dimmi che non sto sbagliando, ti prego. Vai, facciamola. Quindi adesso se ho calcolato bene devi giocare donna di 1, perfetto. Così devi giocare torre qui, a meno che non sei un pazzo e metti il re davanti. E adesso torre qui dietro e si attacca il re. Mamma mia come lo si attacca! Attimi di panico, attimi di panico, attimi di panico. È mo interessante. Ah, aspetta, tu puoi giocarmi questa. Allora, tac, mi giochi questa, non me ne frega niente perché ti attacco di qui, giusto? Optimus, tac, torre qui, catturo, re qui, tac, scacco matto. Mamma mia, quanto mi gaso quando trovo queste cose. Torre qui, catturi, tac, re qui, scacco matto. Mamma mia, quanto mi gaso, raga, quanto mi gaso. Il gasamento non si può, sai che non si può descrivere. E là, questa era giusta? Mi sa che era giusta. Mi sto sgasando. No, perché tu adesso al massimo hai comunque uno scacco e dopo il re H8 non c'hai più nulla. A parte che c'ho anche questa, per dire, no? A parte che c'ho anche questa. Con guadagno di tempo e tu dovrai sempre andare... Aspetta, fammi calcolare bene. Re in H8. Se tu mi catturi il cavallo ti prendi il matto. Re H8 cosa devi fare? Donna qui. Ma su donna qui ti arriva l'altra torre in G8. Quindi in realtà re H8 dovrebbe funzionare, no? Sì, dai che funziona. Su, dai. Dai che funziona. Funziona, re H8 funziona. Sì, ma hai rotto le balle. Che cosa, non so cosa sta sperando, ha uno stallo o qualcosa di strano. Sai che non so cosa sta sperando? Raga, non ho mai visto nulla del genere. Matto alla prossima. Wow! Per un punto non tocca i 1900. Mamma mia, ragazzi, questa è da rivedere. Zero errori gravi. Mamma mia, che potenza. Sentiamo la precisione, a parte in apertura. 91.1. Pensavo di... Allora, comunque in apertura secondo me devo aver sbagliato. Ah no, non ho sbagliato, era giusto di 6. Forse mi ricordavo male. Sì, no. No, non mi ricordo. Sì, forse questa andava a giocare. Forse sì, così la giocavo.
Poi siccome nessuno gioca mai sta 4 cavalli del Kaiser, me la dimentico, però... Ok, 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 devo giocare prima H6, mi dice il computer, F4, e questa, sì, questa... Credo che gli dava così fastidio questa inchiodatura, tra l'altro con F5 non ha mai più potuto giocare G5 per scacciarmi l'alfiere, e qui cavallo qui mi dici, forse per andare in H4, vabbè, penso che anche questa non sia affatto male, come ho perso 2 punti, come è possibile questa cosa? Ok, F5, ma porca vacca, che cosa che mi dicevi qui? B5? Cosa sarebbe mai potuto accadere su B5? B5? Alfiere B3? Perché non mi catturavi qui? Cosa sarebbe mai accaduto? Cavallo di 4. Ah, ok, va bene, va bene. Donna H4, qui Donna H4, torre in F5, mi diceva, cambiava qualcosa. Avevo paura di togliere questa casa per il cavallo. 2 punti esclamativi, qui lo voglio detto da Andrea. Ok, qui ha sfasato. Vabbè, c'era poco da fare. Va bene, ragazzi. Un punticino, un punticino, un punticino, un punticino. Un punticino. Mi basterebbe una patta. Mi basterebbe un punticino, una patta. Dai, non chiedo tanto. Una patta, su. Una patta.